Alleggerire la regione significa intervenire in quella che è la produzione, la pratica eccessiva di burocrazia alla quale abbiamo assistito anche in quest'ultimo periodo. La burocrazia è necessaria ovviamente per quanto riguarda la gestione operativa delle procedure pubbliche, ma quando questa diventa un peso, una eccessiva carico, un eccessivo carico di pratiche, di procedure, di balzelli, di impedimenti, questo non è più tollerabile, soprattutto in una fase come questa, laddove è richiesta velocità, capacità di adattamento, responsabilità nel sollevare quelli che sono i cittadini e le imprese da inutili pesi. E quindi alleggerire significa liberare energie, liberare risorse, liberare capacità, liberare la voglia di fare, nella logica che la pubblica amministrazione diventi una struttura che aiuta e supporta e non una struttura che blocca ed impedisce. Noi siamo arrivati ad un punto su questo tema non più sostenibile, il costo del lavoro, il peso fiscale, il peso degli adempimenti è tale per cui noi dobbiamo necessariamente iniziare in maniera sistematica, procedura per procedura, a valutare quanto di superfluo, ovviamente dal punto di vista regionale e degli enti locali, su cui la Regione ha competenza, viene in qualche modo prodotto rispetto al normale corso delle pratiche. Laddove è possibile sportelli unici, cioè unica interlocuzione, laddove è possibile tempi certi, laddove è possibile quindi una capacità di liberare quelle energie che la Regione ancora ha, la comunità regionale ancora ha, nella prospettiva di una ripresa di crescita.